Pensiero del giorno, martedì 5 novembre. Condividere i beni. Poiché l'amore è il centro della vita cristiana, se non si progredisce, tutta la vita del cristiano ne risente, langue e può poi spegnersi. Non basta aver compreso il comandamento di amare il prossimo, è necessario farlo crescere, mantenendolo sempre vivo, attivo e operante. E questo avverrà se sapremo accogliere con sempre maggior disponibilità e generosità le diverse occasioni che la vita ci offre ogni giorno. È caratteristica della carità sapere accogliere tutti, costruire ponti, cogliere il positivo e unire i desideri e gli sforzi di fare del bene con chi si dimostra buono. Come possiamo vivere questa parola di vita? Cercando di essere nell'amore reciproco, nelle nostre famiglie, nel nostro ambiente di lavoro, nelle nostre comunità o associazioni ecclesiali e parrocchiali, eccetera. Questa parola ci chiede una carità sovrabbondante, cioè una carità che supera le misure mediocri e le varie barriere che provengono dal nostro sottile egoismo. Basta pensare ad alcuni aspetti della carità: la tolleranza, la comprensione, l'accettazione reciproca, la pazienza, la disponibilità nel servizio, la misericordia di fronte alle colpe vere e presunte del prossimo, la condivisione dei beni materiali, eccetera. Per scoprire molte occasioni per viverlo, allora sarà evidente che se nella nostra comunità c'è sempre questo clima di amore reciproco, il suo calore si irradierà immancabilmente a tutti. Chiara Lubich, Stralci della Parola di Vita del novembre 1982. Parola di Vita novembre 2024. Lei, questa vedova, nella sua povertà ha messo nel tesoro tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Dal Vangelo di Marco, capitolo 12, versetto 44.